delle Frecce Tricolori sta giungendo alle sue battute finali, infatti di fronte a noi la formazione principale è già in configurazione ad alona. È pronta quindi ad eseguire l'ultima manovra del programma acrobatico, la manovra capace di riaccendere in ognuno di noi l'orgoglio di essere italiano. E come sempre, per tradizione, l'ultima manovra del programma acrobatico delle Frecce Tricolori viene accompagnata dalle magnifiche parole del maestro Luciano Pavarotti. Ed eccolo il tricolore più lungo del mondo, steso con orgoglio dalle Frecce Tricolori qui a Jesolo e dedicato a voi. Ma il volo delle Frecce Tricolori non finisce qui, seguiteci sul web aeronautica.difesa.it, il nostro sito istituzionale. Visitate la pagina Facebook ufficiale dell'Aeronautica Militare e seguiteci su Twitter con gli account Italian Air Force e Frecce Tricolori. Inoltre, prima di andare via, vi invitiamo a visitare lo stand dell'Aeronautica Militare, presso il quale potrete scoprire tutte le curiosità inerenti all'attività ed i concorsi della nostra Forza Armata. Ma le Frecce Tricolori, prima di andare via, vogliono ripassare formazione a rombo da destra a sinistra. Ripasseranno, vi invitiamo a sventolare tutto quello che avete a portata di mano, perché questo ultimo passaggio di questa manifestazione è per voi. Signore e signori, da destra a sinistra la pattuglia acrobatica nazionale. E questo passaggio, come dicevamo, è dedicato a voi, è così che le Frecce Tricolori vi salutano e vi ringraziano. Così questa esibizione della pattuglia acrobatica nazionale da parte delle Frecce Tricolori e dell'Aeronautica Militare. Grazie. Grazie a te che ho liberato, al solito emozionante non solo il volo ma anche il tuo commento. Ora il mio compito è qui, mentre stiamo finendo, è per